Ok, buonasera a tutti, benvenuti all'Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Oggi abbiamo il piacere di sentire la professoressa Patrizia Ginesi su un argomento estremamente interessante legato anche al Festival della Scienza. Questa è una conferenza anche nell'ambito del Festival della Scienza sugli intrecci tra gli esseri umani e gli altri animali. Lascio la parola a Carla Olivari che invece dirà qualcosa di più approfondito. Prego. Non molto, ma tanto ringrazio Mario Pestarino e l'Accademia di Ligure di Scienze e Lettere che ci ospita, perché il museo è chiuso e insomma noi ci siamo ritrovati senza sede come associazione degli amici del Museo Doria. Qui abbiamo il nostro programma che abbiamo messo qui e poi in fondo alla sala, per cui chi è interessato lo può prendere. E quindi per noi veramente è proprio un enorme grazie per questa ospitalità. Riguardo a questa conferenza, insomma, noi ormai partecipiamo al Festival della Scienza, direi da quando esiste, e quindi ogni anno ci riferiamo alla parola, no? Al motivo che viene presentato e proposto per l'anno successivo, perché le domande poi si devono fare ai primi di febbraio. E allora a gennaio, pensando a questo tema intrecci, abbiamo conosciuto la professoressa Patrizia Ginesi che ci ha proposto questo tema. Ecco, a proposito di questo tema vorrei un po' dire una cosa. Noi amiamo, come il nostro titolo generale, sempre natura e cultura, ci piace intrecciare proprio tematiche e ambiti culturali diversi. Allora, già un po' il titolo, intrecci tra gli esseri umani e gli altri animali, è già l'indice di un certo approccio, che è l'approccio un pochino più scientifico, mentre invece Patrizia Ginesi prospettava e parlerà di uomo e animali non umani, e questo è già un indizio che abbiamo due approcci diversi, che va benissimo, no? È un po' quello che noi vogliamo, metterli insieme, quindi da ottiche diverse affrontare una certa tematica. Quindi il nostro tema intrecci è non solo tra animali, tra l'uomo e gli altri animali, come preferiamo dire noi, ma anche tra ambiti culturali diversi. Poi cerchiamo anche nelle conferenze che trattiamo di tenere naturalmente dei collegamenti. Allora, la conferenza che abbiamo, la prima dell'autunno che abbiamo svolto la volta scorsa, era la conferenza che abbiamo avuto il martedì 7 ottobre, era Rituali funerari e luoghi sacri tra Paleolitico e Preistoria recente di Fabio Negrino, e si parlava anche lì del passaggio cioè quando è che dagli animali si arriva all'uomo, cos'è che concepisco essere umano. Un tempo si parlava di sepolture come adesso per esempio proprio Fabio Negrino l'ultima volta ci parlava di un esempio di elefanti che in India li hanno visti che quasi seppellivano i loro elefantini. Adesso questo concetto appunto di separazione così netta tra l'uomo e gli altri animali direi che è un po' cambiata, no? Nell'approfondimento di questi tempi, e quindi siamo ben contenti di poter ascoltare Patrizia Ginesi su queste tematiche. Grazie. Buongiorno a tutti, mi sentite? Bene? Bene. Mi alzo per presentarmi un attimo, chi non mi avesse mai visto e conosciuto, vedete, no? Nome, cognome, qualifiche eccetera. L'importante appunto è tutto quello che ha già detto la professoressa, non lo ripeto, quello che ha detto anche il Presidente, no? Di ringraziamento sia all'Associazione Amici del Museo sia all'Accademia che ci ospita, e quindi non sto a perdere tempo su questo. Il tema di oggi, come diceva lei, è un tema che poi farà intuire, no? Degli intrecci anche tra discipline
discipline diverse che magari si possono così inizialmente vedere come suddivise tra ambiti umanistici e ambiti scientifici, ma invece poi si vedrà che ormai, oggi come oggi, le discipline vanno sviluppandosi ma con dei contatti, no? E dei rimandi che sono interessanti. E lei parlava di intrecci, parlavamo di intrecci. Allora, perché ci siano degli intrecci? Prima evidentemente ci sono stati degli incontri, e questi incontri così antichi tra gli esseri umani e gli animali si perdono nella notte dei tempi. Noi non sappiamo, non abbiamo documentazione scritta ovviamente, no, di quello che sia accaduto, ma abbiamo, se io riesco a passare alla successiva, e abbiamo però qualche strumento di conoscenza, se vogliamo, no? Anche se non documentazioni scritte. Posso? Eccole. Abbiamo pitture rupestri che sono un po' come delle istantanee di quell'epoca. Naturalmente io ho messo solo un esempio, ma tutto l'arco del Mediterraneo, i paesi dell'arco del Mediterraneo presentano anche noi in Italia, no? Presentano esempi di queste testimonianze che appunto in questo caso ci mostrano da una parte l'idea, no? La raffigurazione dell'animale, dall'altro la scena di caccia. Allora, la scena di caccia è fondamentale perché ovviamente stiamo parlando dell'uomo, dell'essere umano, dell'umanità, quando si va definendo quella che chiamiamo la situazione del nomadismo, no? Quindi vedete il riferimento cronologico, esseri umani nomadi, cacciatori e raccoglitori, quindi dediti ad un'economia di prelievo, perché dall'ambiente prelevavano le risorse necessarie. Si pensa che questi gruppi fossero gruppi di 15-20 persone almeno, perché dovevano in qualche modo proteggersi, no? Anche da questi animali che inizialmente erano costituiti, cioè erano percepiti come un pericolo, e quindi per proteggere anche i piccoli, le donne, eccetera. E poi al tempo stesso bisognava anche che il gruppo avesse un minimo di consistenza per macellare poi, no? Gli animali che venivano catturati. Naturalmente il nomadismo dipende e dalla ricerca magari di rifugi più idonei e dal fatto che gli animali si spostavano e quindi gli esseri umani andavano a seguire queste mandrie. Noi abbiamo anche però un altro strumento interessante per quell'epoca, perlomeno gli studiosi del settore ovviamente, cioè abbiamo l'archeozoologia, che è quel settore dell'archeologia che va a ricercare, a studiare ciò che rimane, i resti di animali, e quindi possono essere frammenti naturalmente ossei, possono essere delle larve, possono essere dei coproliti, cioè dei piccoli sassi che sembrano tali ma in realtà sono solo la trasformazione nel tempo di che cosa? Di magari escrementi degli animali. Ebbene, questi resti naturalmente vengono studiati, naturalmente ci sono dei sistemi di datazione, e l'interessante cos'è? Vedere proprio qual era il rapporto, no? Se si trattava di animali che già vivevano vicino all'uomo, se erano animali magari selvatici. E questo è un altro quindi elemento che però ci dà delle informazioni su un'epoca che è successiva rispetto alla precedente, cioè al momento in cui noi passiamo all'attività, diciamo alla vita agricola e di allevatori, cioè abbiamo la cosiddetta rivoluzione neolitica e qui passiamo all'economia di produzione. Quindi a questo punto l'essere umano diventa allevatore, agricoltore, produce ciò che gli serve per vivere. Ora, qui in questo passaggio, no, tra la fase del nomadismo e la fase degli agricoltori e allevatori, naturalmente io mi scuso anche un po' per la sintesi, perché gli argomenti sono talmente tanti che devo per forza, secondo me, andare un po' più veloce su certi temi. Ebbene, l'elemento però che fa da veramente cambiamento, di salto veramente culturale, e che poi ha, diciamo, definito il destino di tutta l'umanità e anche delle specie animali, è la domesticazione. E la domesticazione delle piante, su cui non ci soffermiamo, quindi pensiamo alla mezzaluna fertile, all'agricoltura, a tutto quello che l'essere umano poi ha saputo trarre, no? da determinate specie di vegetali. E invece la domesticazione degli animali è molto importante ai fini del nostro discorso di oggi.
Allora, gli animali normalmente domestici che sono stati domesticati in questa fase, sostanzialmente sappiamo ovini, bovini, suini, caprini, equini, non so se ve ne dimentico qualcuno, il pollame naturalmente, il cane e il gatto, no? Questi sono quelli che maggiormente dovevano avere dei requisiti che non sono stati ovviamente a monte decisi a tavolino, ma che la realtà poi del contatto tra uomo e animali ha portato a definire. Per cui si presume che ci possono essere stati, sempre gli studiosi intendo dire, no? Pensano che possono esserci state delle situazioni fortuite, per esempio gruppi di animali che si erano staccati dal branco, che loro sono riusciti a catturare, poi a recintare, e in qualche modo instaurare un certo tipo di rapporto. Ma poi, visto a posteriori, invece, oggi gli studiosi vengono a vedere quali erano le caratteristiche che dovevano avere questi animali. Intanto dovevano essere robusti, io magari adesso mi siedo così leggete meglio, quindi robusti e quindi in grado di sopravvivere a tutte queste a queste vicende, come il fatto di essere distaccati dalla madre, dal fatto che dovevano adattarsi a un altro ambiente, passare a nuove diete e così via. Dovevano anche essere animali che avevano un'inclinazione verso l'uomo, no? Cioè un animale che accettasse poi che l'essere umano diventasse il leader del suo gruppo. Animali che avessero un'indole tranquilla, e cioè non inclini subito alla fuga. Per esempio il cavallo per natura è un animale incline alla fuga momentanea, poi naturalmente con tutta la domesticazione, oggi come oggi questo non è più vero, ma all'inizio istintivamente è un animale che, pensate solo ai cavalli negli scenari di guerra, quando sentono spari eccetera, no? Quindi occorre un lavoro molto forte su questi animali. Poi animali utili, cioè devono dare certamente un'utilità agli esseri umani, in questo caso per esempio fonte di cibo principalmente, e poi devono avere un veloce tasso di crescita ovviamente, una riproduzione in cattività e una facilità di accudimento. Ecco, tutte queste caratteristiche poi hanno fatto sì, in maniera fattuale, che quelle specie che vi ho nominato prima diventassero poi gli animali che sono più vicini a noi ancora oggi. Quali erano i vantaggi? Giustamente li vediamo, sono i vantaggi che abbiamo anche oggi, giustamente, forza motrice per gli aratri, ovviamente in un'agricoltura che era piuttosto all'inizio, concimazione, latte, carne. Conseguenze, ecco, le conseguenze nel corso dei secoli e dei millenni sono state importantissime, perché sono state biologiche, fisiche e genetiche sulle specie animali, le quali specie animali sono state, diciamo, si sono evolute come frutto di selezioni naturali e poi anche di interventi umani. Poi culturali per l'uomo, perché l'uomo logicamente con questo salto, no? Abbiamo detto, da una fase sociale a un'altra ha cambiato anche il suo comportamento, e poi il comportamento dell'uomo e dell'animale è reciproco nei secoli, ovviamente è mutato. Allora, chi sono poi gli animali domestici? Secondo un dizionario, io ho preso questa definizione, sono animali che vivono permanentemente con l'uomo, il quale li nutre, li protegge, ne regola la riproduzione e li utilizza nella loro capacità di offrire aiuto, lavoro e prodotti vari. Ora, questo è valido per esempio per i nostri animali di compagnia, se qualcuno ce l'ha, cioè il cane o il gatto che abbiamo sul divano sono animali fonte di questa domesticazione, frutto di questa domesticazione. Quindi il cane che deriva dall'antico progenitore lupo, sciacallo, il gatto che come antico progenitore al gatto selvatico. Ora, molto spesso l'avrete sentito dire nella lingua italiana, questo è un piccolo inciso lessicale, si dice animali addomesticati anche, no? Ma in realtà non è la stessa cosa. Nel senso che l'animale addomesticato è un animale che, l'esempio tipico sono gli animali del circo, che viene avvicinato all'uomo ovviamente, pensiamo l'elefante, la tigre, il leone, la scimmia, addestrato poi a compiere determinati esercizi, quando finisce, diciamo così, il suo ciclo lavorativo, viene restituito a volta degli zoo, difficilmente torna nei suoi habitat nell'habitat naturale, perché a volte è nato addirittura nel circo e non l'ha neanche mai visto il suo habitat naturale. Ma il fatto è che l'animale è un animale che rimane selvatico, cioè non subisce le modifiche che abbiamo visto prima, perché quelle
necessitano di tanto tempo, ma solamente rimane un animale selvatico che poi verrà naturalmente restituito ad altra vita. Ora, naturalmente poi non entro nella tematica, no, dell'uso degli animali nel circo, ma pensate, la professoressa prima parlava di elefanti, no? Mi viene in mente che un elefante percorre molti chilometri al giorno. Questa è la sua natura, e in uno zoo o in un circo capiamo che questo non è possibile, no? Quindi capiamo che l'avvicinamento all'uomo in questo caso viene fatto per un'utilità proprio personale dell'essere umano. Ora, sul cane e sul gatto in particolare, qui ci sono dei riferimenti. Sul cane è stato trovato un frammento di mandibola in Germania 14.000 anni fa circa. Il gatto, almeno i più antichi che si siano trovati, e poi non è detto che non esistano altri, comunque parliamo dell'isola di Creta. Ebbene, sul cane vedremo dopo altro. Il gatto è un caso un po' particolare nel panorama della domesticazione. Perché? Perché il gatto si ipotizza che si sia avvicinato all'uomo perché è attirato da i topi che infestavano, no? I granai che infestavano i depositi di derrate alimentari, e questo è avvenuto un po' in tutte le antiche civiltà del Mediterraneo. E poi piano piano l'essere umano ha capito l'utilità del gatto, ovviamente, perché gli toglieva un problema o comunque glielo controllava. Poi ha cominciato ad esserci un certo tipo di contatto anche con gli abitanti dei villaggi, della città, eccetera, quindi l'animale ha preso contatto anche con la vita familiare. Però diciamo che il gatto, che poi sta introdotto anche sulle navi, no? Nella navigazione del Mediterraneo, proprio per questa stessa sua capacità. Il gatto è un animale territoriale, un animale opportunista, che significa che sa stare vicino all'uomo, no? Però è un animale che non ha mai perso del tutto la sua natura selvatica. E l'essere umano non ha mai inciso più di tanto su questa, come invece ha fatto sul cane, perché il gatto fondamentalmente manca di una caratteristica, che il gatto non è, diversamente dal cane e da altri, animale da lavoro. Per cui questa utilità l'essere umano non ce l'ha, no? E forse l'ha anche un po' salvato in un certo senso. E mi viene in mente, ricorderete benissimo, no? Il libro di George Orwell, La fattoria degli animali, che è notissimo, quelle poche righe che lui dedica al gatto, quando dice che appunto, cito un po' a memoria, no? Che il gatto quando si apriva e si organizzava la giornata lavorativa si rendeva irreperibile e poi tornava ai pasti la sera, ma adduceva delle scuse in modo così suadente che non era possibile non credergli. Quindi diremo un simpatico fanullone, no? Poi chi vive con un gatto lo sa che tutto è, ma certamente non un animale da lavoro. E qui c'è un po' la sua specificità all'interno della domesticazione. Ora, abbiamo parlato di insediamenti. Naturalmente gli insediamenti fissi con agricoltori e allevatori erano insediamenti che prima erano dei villaggi, ma poi sappiamo che sono diventate città vere e proprie, no? Delle grandi civiltà antiche. Io mi riferirò adesso alla civiltà greca nello specifico, quindi città che avevano a un certo punto forma statuale, forma politica, avevano naturalmente un'attività economica che si basava sull'agricoltura e sull'allevamento, attività commerciali. E ovviamente poi sono città nelle quali si sviluppa anche una cultura. La cultura greca la conosciamo, è importantissima, no? L'abbiamo studiata a scuola. E in questa forma culturale che poi sviluppano questi popoli, a parte, non so, la scultura, la pittura, la letteratura e tutto quello che sappiamo, nasce anche il pensiero che noi oggi chiamiamo, e che già chiamavano, la filosofia. E la filosofia non ve la propongo in quanto disciplina complessa com'è, ma proprio come una riflessione, appunto, che l'essere umano comincia a fare su di sé, sul mondo che lo circonda, e naturalmente in questo mondo che lo circonda ci sono gli animali, che quindi a un certo punto non sono più solo degli esseri viventi con cui, diciamo, avere una certa relazione per le utilità che abbiamo detto prima, ma diventano oggetto appunto di riflessione. Quindi se noi cominciamo fin dall'antichità ad oggi, e lo faremo in maniera molto veloce, citerò solo alcuni autori, vediamo che tutto il pensiero filosofico porta all'interno una riflessione anche delle relazioni, dell'intreccio tra essere umano e animali, cosa che a scuola non è tanto, diciamo, presente. Almeno io ricordo quando ho fatto il liceo di questo non si parlava. Non so se oggi con programmi nuovi forse trattino questi argomenti, però dico la verità che ai miei tempi certamente no. E allora vedremo che in questo excursus, appunto, dall'antichità ad oggi, noi avremo due linee di pensiero sostanzialmente prevalenti. Quella che inizia
o perlomeno viene fatta iniziare da noi, no? Con Aristotele, il quale, come vedete con le sue parole, diciamo che individua negli animali parecchie caratteristiche positive e che definisce come caratteristiche che li rendono simili agli esseri umani. Quindi in Aristotele non c'è disprezzo per gli esseri umani, anzi, come vediamo, ci sono delle parole positive. Il punto qual è? Che Aristotele è uomo del suo tempo e quindi ovviamente ritiene convintamente che gli animali manchino di almeno 3 caratteristiche fondamentali, cioè mancano della stazione retta, mancano della possibilità di ragionamento e del logos, cioè della parola. E questo li mette inevitabilmente al di sotto dell'essere umano, quindi con un atteggiamento che poi successivamente verrà definito antropocentrico. E anche nei secoli successivi, anche fino al Medioevo e oltre, si andrà quindi a focalizzare un po', partendo da lui, una sorta di immagine della natura che verrà poi definita scala nature, in cui c'è appunto un vertice con l'essere umano e tutte le altre specie che sono minoritarie e sottostanti. Ma sempre dall'epoca antica, con Aristotele siamo nel IV secolo a.C., noi abbiamo Plutarco. Allora, Plutarco invece siamo tra il I e il II secolo d.C. e Plutarco viene considerato dai moderni vegetariani un po' un punto di riferimento, perché Plutarco è decisamente contrario all'alimentazione a base di carne. Non è il primo, prima c'erano già stati i pitagorici e altre scuole filosofiche che erano presocratiche addirittura, no? E Plutarco invece appunto è successivo, ma nel suo trattato sul mangiar carne, scrive proprio un trattato, anche se noi Plutarco a scuola lo studiamo peraltro, no? Ma in realtà lui ha scritto questo trattato molto articolato, io vi riporto solo alcuni pensieri. Allora, lui è decisamente contro la violenza, nel senso che dice: noi esseri umani abbiamo prima cominciato a uccidere gli animali selvatici, poi abbiamo cominciato a uccidere la pecora che ci dà da vestire, il bue che ci tira l'aratro, il gallo che ci governa la casa, che ci controlla la casa, e abbiamo cominciato quindi a spargere sangue, e questo ci ha poi incentivato a essere violenti anche contro gli altri esseri umani. Poi l'altro pensiero è che l'uomo, secondo lui, non è carnivoro per natura, cioè non ha la struttura fisica, non ha artigli, non ha becco, non ha denti aguzzi come hanno gli animali per cibarsi di altri animali. E dice anche, rivolgendosi poi a coloro che comunque lui immagina vogliano continuare a mangiare carne, dicendo: va bene, puoi continuare a mangiare carne se lo vuoi, però uccidilo tu l'animale, uccidilo con le mani, però non utilizzare coltelli e altre armi, uccidilo con le mani, cioè uccidilo come fanno gli animali. E poi dice anche il mangiare carne è legato a che cosa? Al fatto che noi cuciniamo la carne, la insaporiamo, cioè lui pensa che noi cerchiamo con questi metodi di renderla gradevole a un organismo, il nostro, che non è naturalmente portato a mangiare carne. Ecco, questo è un altro pensiero importante. E poi dice che l'animale è dotato di razionalità, al contrario di quanto diceva Aristotele, ma non nel senso ovviamente della razionalità umana, ma nel senso che ha delle capacità per capire, per decidere quali sono le situazioni che lo porteranno a un vantaggio o a uno svantaggio, cioè che ha delle capacità di discernere, no? Come comportarsi in base all'ambiente in cui vive. Passando velocemente al Medioevo, noi abbiamo 2 esempi, anche qui diversi. Mi sentite? Perché io ogni tanto con questo microfono, mi sentite? Allora, intanto abbiamo l'esempio di San Tommaso d'Aquino, che riprende la tradizione aristotelica, convinto che la natura abbia creato dei meccanismi che non vanno assolutamente messi in discussione, no? Le piante servono perché gli animali si cibino, se non si cibano anche gli altri animali, gli animali servono come cibo dell'uomo, e tranquillamente così. Gli animali, secondo lui, non vanno maltrattati, ma quando riflette sui nostri doveri morali, lui ritiene che i nostri doveri morali possano essere rivolti solo
ad altri esseri umani e non ad animali. Per cui qualsiasi danno, si fa sempre questo esempio, no? Si possa fare ad un animale che appartiene ad un nostro consimile, non sarà importante intanto per il fatto che l'animale viene rubato, viene ucciso. L'importante è che noi abbiamo in quel caso peccato, sbagliato contro un altro essere umano. L'animale quindi non è un, diciamo così, destinatario di diritti morali, se non in maniera indiretta, perché appunto non è il destinatario principale. Nella stessa epoca però abbiamo un altro esempio, cioè abbiamo San Francesco d'Assisi, che al di là di una certa iconografia, forse anche della fantasia, no? Della leggenda, eccetera, San Francesco d'Assisi è il santo che ci propone un'altra visione, no? Lo vediamo anche nei bellissimi dipinti di Giotto, cioè un rapporto con gli animali che vede nell'essere umano, negli animali e in tutti gli altri elementi del creato un'armonia, ma non c'è gerarchia e non c'è sfruttamento da parte dell'essere umano. Quindi è un altro modo di vedere gli animali. Come vedete già in questi primi esempi abbiamo la linea che viene da Aristotele, quella che poi è prevalente nei secoli, e una linea invece che guarda agli animali in una maniera un po' diversa. Col 600 abbiamo Cartesio, anche quello lo studiamo a scuola ben peraltro, che sostiene l'idea dell'animale macchina, cioè l'animale che è proprio una macchina, come sarebbe un congegno, un orologio con le sue rotelle, con i suoi meccanismi. Anche lui dice che gli animali sono molto ben congegnati dalla natura, non è che li disprezzi, ma essendo macchina non ha nessuna capacità di sentire, cioè non ha possibilità di provare né piacere né dolore, quindi non è, come diciamo noi oggi, essere senziente. Per cui cosa succede? Che questo punto di vista ci potrebbe, come dire, ci potrebbe anche lasciare così assolutamente in fase di, così, di destinatario di un'informazione. Lui pensava questo, ma in realtà questo ha una grande importanza. Perché? Perché il fatto che lui pensasse che l'essere umano, e qui torniamo un po' ad Aristotele, no? L'essere umano è composto da corpo, res extensa, mente, res cogitans, e anima, e invece l'animale è solamente, puramente res extensa, cioè solo materia, porta poi a delle conseguenze. Perché? Perché in quel secolo, siamo nel 600, cominciava un grande interesse per lo studio dell'anatomia. Ora, per l'anatomia umana ci si rivolgeva soprattutto ai cadaveri, no? Umani che venivano sezionati nelle università. Sugli animali si praticava la vivisezione, e la vivisezione secondo lui non doveva avere nessuna controindicazione, perché sono macchine e non possono soffrire. Naturalmente poi dopo questa sua posizione c'è stato sia chi lo ha appoggiato, per esempio sempre suo diciamo più o meno contemporaneo Malebranche, che dice noi non abbiamo elementi per dire che gli animali siano né meritevoli né immeritevoli, sono esseri incolpevoli, quindi non possiamo pensare che un Dio buono li abbia creati per farli soffrire, e quindi questo ci basta per pensare che essi non soffrano. Naturalmente voi capite che però era una pratica che lasciava tanti ricercatori anche allibiti, perché alcuni si rendevano conto, no, del fatto che l'animale aveva delle reazioni che possiamo immaginare. Poi ci fu naturalmente chi invece si oppose all'idea cartesiana, e nel Settecento noi abbiamo il nostro Voltaire, che sappiamo spirito critico, uomo intelligentissimo, almeno per chi lo ama ovviamente. E cosa scrive Voltaire? Dice: che vergogna, che miseria aver detto che le bestie sono macchine prive di conoscenze e di sentimento, che fanno sempre tutto alla stessa maniera, che non imparano niente e non si perfezionano. Ma come? Quell'uccello che fa il suo nido a semicerchio quando lo attacca a un muro, o che lo fa a quarto di cerchio se lo mette in un angolo, e a cerchio intero intorno a un ramo, compie i suoi atti sempre allo stesso modo. I barbari uomini prendono il cane, che accoglie il suo padrone con salti, carezze e mugolii, e lo inchiodano su una tavola e lo sezionano vivo per mostrare le vene mesenteriche. Rispondimi, meccanicista, la natura ha forse sistemato tutte le molle del sentimento in questo animale perché non senta? Il cane ha dei nervi per essere impassibile? Non fare più di queste balorde supposizioni, no? Quindi lui, quando dice rispondimi, meccanicista, vuol dire filosofo meccanicista, cioè della scuola cartesiana.
con Voltaire noi siamo nel secolo successivo, quindi non lo dice direttamente a Voltaire, ma a quella posizione culturale. E dicevo, con Voltaire noi passiamo nel secolo successivo, il Settecento, che è molto importante per questo nostro percorso. Perché? Perché nel Settecento noi abbiamo dei fatti che vanno poi che diventano che cosa? Proprio il punto di partenza per un'evoluzione nei secoli successivi. Infatti ci spostiamo in Inghilterra. L'Inghilterra era un paese che tra 5, 6, 700 trattava malissimo gli animali, c'era un tasso di crudeltà altissimo, e tanto che nel 600 il filosofo John Locke si sente in dovere di fare un appello affinché l'educazione dei bambini venga modificata, perché i bambini fino all'età scolare, che oggi noi diremo la scuola primaria, erano invitati proprio all'interno della scuola a compiere crudeltà nei confronti degli animali, ma crudeltà gratuite, per cui i piccoli animali venivano uccisi e poi chi naturalmente era riuscito a compiere l'operazione se li portava a casa. Ce ne sono tantissimi di questi esempi che io adesso non tocco, perché ovviamente sono, a parte che sono anche piuttosto diciamo delicati da citare, però ce ne sono tantissimi. Allora, in questa società che cosa accade? Che intorno al Settecento poi avviene quello che si può definire un ingentilimento dei costumi, no? Della società inglese, ma questo riguarda soprattutto le classi più abbienti, sia borghesia sia aristocrazia, e allora chiaramente ne rimangono comunque fuori le classi più popolari, che continuano in questo tipo di atteggiamento crudele verso gli animali ed in particolare verso il bestiame. Il bestiame era veramente proprio maltrattato. Vedremo poi nell'Ottocento che cosa accadrà in relazione a questo, ma fermiamoci sempre al Settecento e vediamo il filosofo utilitarista Jeremy Bentham, il quale dice: allora, c'è stato un giorno, mi rattrista dire che in molti luoghi non è ancora passato, in cui la maggior parte delle specie umane sotto il nome di schiavi veniva trattata dalla legge esattamente come lo sono oggi in Inghilterra, per esempio, le razze inferiori degli animali. Vedete, ecco, si crea questo legame, no? Tra esseri umani maltrattati come gli schiavi e gli animali, e lui crea questo che oggi noi chiameremo un link, un collegamento. E poi, sempre andando avanti nella sua opera, lui dice: la domanda da porre non è possono ragionare, possono parlare, ma possono soffrire. Quindi in pratica, vedete, possono ragionare, possono parlare, lui ritiene che siano domande superate, e quelle sono le domande famose che abbiamo visto in Aristotele. E l'idea invece di possono soffrire, che effettivamente poi è proprio un cambio anche culturale, no? Dei secoli successivi, fa riferimento a Cartesio, che era convinto che non potessero soffrire. Invece lui dice: questa è la domanda che ci possiamo porre. Sempre fine Settecento noi abbiamo questo libro esce nel 1792, l'autrice è Mary Wollstonecraft, che era una femminista inglese molto importante per quell'epoca, ed è tra l'altro, aperta parentesi, era la madre dell'autrice del libro di Frankenstein, tra l'altro, no? Vabbè, questa è una notazione. Ebbene, come vedete, il libro naturalmente parla di quello che è il valore che deve avere la donna, non solo in ambito casalingo, ma il fatto che le donne debbano avere anche una vita sociale, no? Quindi uscire dall'ambito domestico. Ma sempre nello stesso anno, fino a questo punto voi potreste pensare: ma cosa c'entra questo con gli animali? Ha un nesso, perché nello stesso anno esce il libro di Thomas Taylor, che, come vedete, ha lo stesso titolo, ma al posto della parola donne mette la parola bruti, dove bruti si intendono gli animali. E questo Thomas Taylor, che era un filosofo che naturalmente era molto legato sia ad Aristotele che a Platone, ai filosofi antichi, era dal punto di vista così della persona proprio fortemente contrario all'emancipazione femminile, non solo conservatore ma fortemente contrario. Quindi nel suo libro vuol dare un messaggio di questo tipo, tra il sarcasmo e l'incutere un po' di timore nel lettore, no? E rivolgendosi anche a una certa opinione pubblica, dicendo: stiamo attenti, perché se noi concediamo dei diritti
alle donne oggi, dovremmo poi concederli anche agli animali un giorno. E allora disegna un mondo che vede alla rovescia, nel quale ci sono non più i macellai che macellano i suini, ma i suini che macellano i macellai. Allora, questo fatto naturalmente gli diamo il valore che ha, ognuno avrà la sua idea, ma più che altro che cosa ci fa riflettere su questo? Nel primo titolo vediamo che la parola diritti è accostata alla parola donne, e su questo direi che ci possiamo stare, no? Tante sono state le battaglie per i diritti delle donne, ma nell'altro titolo la parola diritti è associata ai brutti, agli animali, quindi lui dice qualcosa senza accorgersene che apre una strada, perché dichiara, anche se lui lo nega ovviamente, no? E che la parola diritto può in qualche modo riguardare anche gli animali. E come vi dicevo, passando all'Ottocento si apre proprio questa grande discussione che continua anche oggi, sempre in ambito ovviamente accademico soprattutto. E io ho messo il punto appunto interrogativo perché non è una domanda, è una questione che possa avere una risposta univoca. Ci sono tanti punti di vista differenti ovviamente, no? E quindi vediamo un po' quali. Intanto nell'Ottocento finalmente la parola diritto diventa sinonimo di legge, di norma. Vedete nel 22 soprattutto il Martin Act, Martin era il nome del politico che l'ha promosso, finalmente si cerca di trovare una norma, e si approva, che può tutelare il bestiame, che può proibire i combattimenti. Poi nel 24 nasce una società anche per la prevenzione contro la crudeltà, e poi nel 47 nasce la società vegetariana, quindi quell'Inghilterra che era stata, abbiamo visto nei secoli precedenti, un esempio così tremendo di crudeltà, però in un certo senso produce nell'Ottocento qualcosa di molto fertile, di molto buono, tanto che poi alla fine del secolo Henry Salt, pensatore inglese, amico di Gandhi tra l'altro, che si occupava tanto anche di minoranze, di problemi dei bambini che lavoravano nelle fabbriche, dell'emancipazione femminile, eccetera. Ebbene, Henry Salt scrive questo diritti degli animali e qui il concetto che viene fuori, naturalmente, ripeto, io ho fatto, ma non una sintesi, un riferimento appena, e cioè lui dice anche se gli animali non possono rivendicare i loro diritti in maniera esplicita, perché gli animali, sappiamo, non hanno voce, non si possono autodeterminare, però non significa che non li abbiano questi diritti. E allora dice è compito dell'umanità riconoscerli e rispettarli, perché è l'essere umano che deve riconoscerli e rispettarli, l'animale non te lo può chiedere. Ma poi va oltre, perché dice va coltivato un senso di giustizia quindi universale e non un senso di pietà. Cioè secondo lui avere pietà e compassione, che non è che siano negativi come sentimenti, però è limitante. È limitante perché ci ferma ad una posizione che tutto sommato sottovaluta tutto ciò che potremmo fare per gli animali e sottovaluta una dimensione di giustizia universale. E questo poi è un concetto che possiamo rivedere nel Novecento con Peter Singer. Allora, il Novecento è un secolo naturalmente molto ricco di riflessione su questo tema, perché nel Novecento nascono quelle che vengono definite un po' delle etiche di settore, no? Cioè in ambito filosofico l'etica in generale come grande insieme, però nasce l'etica della comunicazione, l'etica del lavoro, l'etica politica, l'etica pubblica, e nasce anche l'etica animale, che è quello di cui stiamo parlando in forma moderna. Ci sono tantissimi autori, io ho preso proprio quello che è un riferimento ineludibile. Posso darvi anche la bella notizia che fino adesso non ho parlato mai di un autore che abbia un nome di donna, ho nominato sempre degli uomini. Ci sono anche delle filosofe nel Novecento che se ne occupano, non so, Mary Wollstonecraft, filosofa inglese, Martha Nussbaum, che ultimamente ancora scrive e che punta molto sul concetto di giustizia per gli animali. Ebbene, Peter Singer è un filosofo vivente che è di origine australiana, che poi si trasferirà per l'insegnamento universitario in Inghilterra, poi a Princeton negli Stati Uniti, ed è famoso per questo. Ha scritto tanto, però il suo libro proprio, che è diventato una bandiera, anche La liberazione animale del 75, è diventata quasi uno slogan. E allora lui in questo libro lo dice fin dall'inizio: guardate che io non mi rivolgo a quello che fa alla persona che crede di amare gli animali perché gli fa la carezza, a chi dà un po' di becchime agli uccelli. Sì, sono cose onorevoli, ma io mi rivolgo a chi invece
ha un'altra visione più ampia e adesso ve la mostrerò. È una visione che, rispetto a quello che ci diceva prima Henry Salt, sia una diciamo così, un'etica che a livello umano consideri appunto in generale che gli animali hanno bisogno di un'attenzione che va al di là dell'accudimento materiale, no? E Peter Singer in questa sua opera quindi dice: può darsi che questo mio libro sia anche sgradito a qualcuno. In effetti lui per la prima volta squarcia il velo di tante cose che non si sapevano, descrive la condizione degli animali negli allevamenti per la carne, descrive la condizione degli animali nell'utilizzo nei laboratori scientifici. Ci sono delle pagine che insomma fanno un po' impressione anche, no? Cioè toccano un po' a doverle leggere, ma diciamo che tra l'altro, aperta parentesi, questa è l'edizione del 75, ne è uscita nel 2022 un'altra edizione che sostanzialmente è poi lo stesso testo, però è aggiornato rispetto nei dati, no? Rispetto al 75. Quindi lui dice è un libro che sarà un po' crudo per alcuni, ma poi racconta un episodio simpatico che si ricollega a quello che adesso vi farò vedere. Allora lui veniva invitato, no? Come tanti altri studiosi che si occupavano del tema, veniva invitato presso a volte famiglie abbienti che organizzavano banchetti, organizzavano incontri per raccogliere fondi a favore degli animali. E un giorno si trova in casa di una signora che magnificava il fatto che lei amava gli animali, che loro amavano gli animali, che operavano per gli animali, e poi gli chiede ma lei ama gli animali? E allora lui risponde dicendo: noi non amavamo, tra virgolette, vedete, gli animali, volevamo solo che venissero trattati come gli esseri sensibili e indipendenti che sono, e non come mezzi per fini umani. Cioè la sua posizione è proprio quella che l'amore per l'animale, che sia la carezza, che sia il fatto di vivere con un animale o meno, può essere una scelta individuale, ma bisogna andare oltre, cioè bisogna veramente trovare un'etica che da parte degli esseri umani veda un trattamento per gli animali che sia consono alla loro natura, alla loro sensibilità, alla loro indipendenza, e quindi sottolinea anche non come mezzi per fini umani, perché quello che vi ho raccontato dall'antichità adesso, insomma abbiamo visto, no? Sono forme di utilizzo e di, come dire, di strumentalità, cioè è quella che viene chiamata reificazione, no? La reificazione significa fare dell'animale un oggetto. L'animale è un oggetto, non è un essere vivente che abbia una sua vita, delle sue caratteristiche, eccetera. Questo è un concetto che attraversa i secoli, e diciamo che pensiamo anche ancora oggi sono persone che hanno un animale, io non esprimo giudizi, ma lo comprano in un allevamento, lo comprano, e questa è trattare l'animale in quel caso lì come un oggetto che ha una contropartita con una certa cifra. Ora Peter Singer tra l'altro chiude questo episodio che ci stava raccontando dicendo che quindi questa è la sua risposta ideale, che lui ha un po' edulcorato, no? Quando lei gli ha fatto la domanda, ma poi chiude dicendo la signora mi chiedeva questo, se io amassi gli animali, e mi porgeva un vassoio con tartine farcite da carne di maiale, cosa che un pochino lo aveva colpito. Ora a questo punto ci sarebbe da aprire un discorso molto importante, non abbiamo tempo, ma ve lo accenno solo, su quello che è oggi, no? Nella nostra società moderna, occidentale, il rapporto con gli animali. Allora, no, scusate, questo, vabbè, sono i concetti che lui, mi sono sbagliata, scusate, il concetto che lui, vabbè, l'abbiamo già detto, una critica al trattamento degli animali, gli animali ovviamente per lui sono esseri senzienti. Ecco, questo ultimo è da notare, la parola specismo che non ha inventato lui, ha inventato un suo collega universitario, ma che è per lui molto importante. Diciamo che il dibattito del Novecento poi vede autori specisti e antispecisti. Cos'è lo specismo? È l'analogo del razzismo e del sessismo, ossia il razzismo, consideriamo che siamo anche negli anni 70 e quindi siamo, no, sull'onda degli anni 60, delle grandi manifestazioni per l'emancipazione delle donne, per l'emancipazione dei neri, Martin Luther King e tutto quello che sappiamo, non lo sto a dire. E quindi razzismo era un termine che allora si usava.
perché era la discriminazione di persone che avevano l'unica colpa di appartenere a quella razza. Sessismo, l'appartenenza delle donne a questa loro situazione di genere femminile. Lo specismo anche, cioè lo specismo è il fatto che gli animali vengono discriminati perché? Perché appartengono ad una specie diversa, non c'è altro motivo. E lì lui adduce un argomento che è diventato poi così documentato come l'argomento dei casi liminali. Cioè lui dice, se nell'umanità ci sono casi liminali, ossia limitati per fortuna, no? Cioè persone gravemente disabili, persone cerebrolese, persone che non possono poi concretamente esercitare i loro diritti, però noi questi diritti non glieli togliamo. Sappiamo che non li potranno esercitare o che li potranno esercitare anche limitatamente, magari con un tutore che li assista, eccetera. L'animale invece, che non ha voce, anche lui non ha voce, come non ha voce una persona con queste caratteristiche, a priori non può avere diritti, perché appartiene ad un'altra specie. Ecco, questo è un argomento che secondo lui fa capire che cos'è comportarsi con un atteggiamento specista. Ma dicevo prima, quindi Peter Singer, se uno lo volesse leggere, il libro è quello lì, perché è proprio il caposaldo da cui tutto il Novecento parte poi nella considerazione dell'etica animale. Invece oggi, molto velocemente, abbiamo lo sfruttamento. Leggete solo questi numeri, perché questi numeri ve li vedete, spero, no? Questi numeri li potete vedere, danno un'idea, ma andiamo oltre, perché chiaramente è un argomento che poi conosciamo abbastanza. Abbiamo l'utilizzo di animali nei laboratori di ricerca, con i vari tipi di ricerca che si fanno. Naturalmente una ricerca di base che insomma è abbastanza lascia i ricercatori abbastanza liberi. Poi c'è la ricerca invece transazionale applicata con scopi clinico-terapeutici. Per esempio leggevo che se noi andiamo dal dentista e mettiamo un apparecchio ortodontico per noi, per i bambini, quello che è, questi vengono prima provati sugli animali. Cioè ci sono animali che prima diventano oggetto di studio per vedere se questi apparecchi funzionano, naturalmente adattati alla loro struttura fisica. Poi l'uso regolatorio, la tossicità dei farmaci, eventualmente i prodotti chimici messi sul mercato. Noi siamo vestiti con abiti che hanno dei colori, questi colori sono tutti testati naturalmente sugli animali, no? E siamo seduti sulle poltroncine di velluto che hanno un colore, e non è per farvi venire dei sensi di colpa, ma è così. Andiamo al cinema, queste belle poltroncine rosse, e beh, questo rosso da qualche parte è stato controllato. Sulla tossicità dei farmaci mi viene in mente il caso, forse voi quelli della mia generazione se lo ricordano, no? Di quel farmaco talidomide, ecco, che era stato come dire, poi sappiamo, no? Aveva avuto degli esiti negativi nelle donne in gestazione, no? Che avevano dato poi alla luce bambini malformati. Ecco, in quel caso lì c'era stata una sperimentazione sugli animali, ma sugli animali gli esiti non erano stati gli stessi. Prima perché si erano fatti esperimenti su conigli, topi, mammiferi, vari ratti che non erano gravidi in quel momento. Poi si è fatto anche sui gravidi, ma in realtà comunque la corrispondenza, e questo è uno dei punti che naturalmente lascia perplessi coloro che sono contrari, no? Perché dica? Sulla talidomide c'era anche stato da parte delle case farmaceutiche un affossamento dei risultati. Ah, poi quello, certo, sì. Il discorso che è più complesso. Sì, no, io ho solo accennato, per carità, certamente. E poi anche il fatto che ovviamente stavo dicendo adesso in questo momento che quindi il problema è quello che il modello animale non è esattamente come quello umano, quindi il trasferimento noi lo facciamo perché non possiamo sperimentare sugli esseri umani. Ecco, e quindi lo dobbiamo fare sugli animali. Ma gli animali non sono esattamente come noi, anche se quali sono gli animali che prevalentemente? Beh, qui ci sono dei dati del 2019, prevalentemente vedete topi, pesci, ratti, altri mammiferi, uccelli, cani e gatti. Cani e gatti ci dispiace, difatti sono dati che non si trovano neanche facilmente, perché in Europa e in Italia i più diffusi animali diciamo da affezione sono cani e gatti, e non fa piacere a nessuno pensare che si sperimenti su cani e gatti. Ma se noi andiamo dal veterinario e il veterinario deve dare un farmaco al nostro gatto, al nostro cane, quelli sono stati sperimentati su cani e su gatti. Non ci pensiamo, ma è così. E poi
poi ci sono, vedete, i not human primates, che sono cioè le grandi scimmie. Le grandi scimmie sono proprio la percentuale minore, perché avendo un patrimonio genetico che è più del 95%, ho letto in certi testi più del 90%, comunque simile al nostro, beh, ovviamente c'è un problema morale magari un pochino più evidente. Sono le grandi scimmie, che poi sono quelle senza coda, quindi gorilla, orango, scimpanzé e bonobo. Sul vaccino dei anti-Covid leggevo per esempio che hanno fatto delle sperimentazioni sui babbuini, ecco, per dire. Quindi in qualche modo poi le scimmie non è che non siano coinvolte, queste sono un pochino più tutelate. Abbiamo il principio delle 3R, che cos'è? Siccome a differenza, diciamo, del primo caso, no? Dello sfruttamento degli animali per la carne, noi lì abbiamo zero attenzione agli animali. L'animale deve solo produrre carne, nessuna attenzione ai suoi bisogni. Se pensiamo che una gallina in certi allevamenti ha uno spazio a disposizione per muoversi che è largo come un foglio di stampante A4. Ma poi ci sono tante altre cose, non voglio entrare nel merito perché. Però noi lì abbiamo, quindi di fronte a ciò, noi abbiamo una scelta morale, volendo. Potremmo decidere di non mangiare più carne, potremmo decidere di mangiarne meno, potremmo decidere anche di non interessarci a questa cosa di mangiare carne lo stesso. Quando andiamo al supermercato e vediamo dei bei petti di pollo, no? Che sono confezionati, noi pensiamo che siano nati lì, non pensiamo cosa è successo prima, perché siamo abituati così. C'è da dire che però queste scelte vanno legate al fatto dell'età che una persona ha, perché l'alimentazione di un bambino non è quella di un adulto, di un anziano. L'alimentazione è legata anche al fatto che una persona possa avere o meno delle patologie. Ci sono ancora delle, diciamo, fedi religiose che danno delle indicazioni. E poi soprattutto io a volte mi sento dire da delle persone: sì, però io vorrei anche diventare vegetariana, però non ce la faccio. Secondo me non dovremmo colpevolizzarci, perché veniamo da una cultura in cui se c'era la nonna, la mamma o la zia che ci faceva quel coniglio così buono, e non dobbiamo colpevolizzarci, ci viene voglia magari di mangiarlo, perché c'è anche un filo affettivo, no? Nell'alimentazione. Quindi su questo io sono abbastanza certa che ognuno debba fare le sue scelte personali. Nel caso degli animali di laboratorio noi ci troviamo in quello che filosoficamente si definisce invece il dilemma filosofico, cioè noi comunque scegliamo, in un certo senso non siamo soddisfatti, perché da un lato possiamo dire no, la ricerca serve per gli esseri umani e per le nostre malattie da curare eventualmente, e quindi noi gli animali che soffrono o meno, insomma, li dobbiamo usare. Ma nel momento in cui invece vogliamo salvaguardare l'animale, potremmo rinunciare a dei dati che fanno invece utilità per la nostra salute. Allora, cosa è successo? Che in un qualche modo, anche se in maniera limitata, ci si è posto il problema, no? Di come gli animali possono essere, diciamo così, almeno portati a soffrire un po' meno, limitare, no? La loro sofferenza. E quindi nel 1959 questi due autori inglesi con questo principio cercano di regolamentare. Naturalmente poi ogni ricercatore nel suo laboratorio fa anche un po' quello che vuole, però dal punto di vista etico si è cercato di dare delle regole, quindi il replacement, cioè rimpiazzarli gli animali dove non è il caso di usarli, ridurne, no? La reduction, ridurne il numero, e dove è possibile raffinare un po' le tecniche. Ora, naturalmente tutto questo a che cosa porta? Porta al fatto che ci sono le nuove frontiere, sono naturalmente le nuove tecnologie, la creazione per esempio di organoidi, cioè di organi che vengono creati partendo da cellule staminali umane o animali, e quindi si può creare, non so, un fegato sul quale puoi lavorare senza bisogno di lavorare sull'animale. Ma tutto questo implica che bisogna avere la volontà di spendere del denaro. E non tutti, per esempio, i paesi dell'Unione Europea investono nello stesso modo, e non solo, ma a volte è più economico, tra virgolette, usare gli animali. Quindi capite che anche qui una scelta etica si dovrebbe fare. Poi c'è la cooperazione, ecco, questo è il più bello, perché io vi ho fatto alcuni esempi, perché qui finalmente l'essere umano e l'animale collaborano, ma l'animale è rispettato nella sua natura, non c'è forzatura, non c'è dilemma etico, c'è solamente qualcosa di bello che l'essere umano riesce a fare con l'animale. Da tutto questo lascio completamente fuori animali selvatici, animali liminali, cioè gli animali che vivono in città ma non nelle nostre case, gabbiani, topi, passeri, eccetera eccetera, gli animali per fini ludici nei circhi, la corrida che sempre esiste, la caccia alla volpe che non sembrerebbe ma ancora esiste, la caccia
semplicemente la caccia. Ecco, tutto questo noi adesso lo lasciamo fuori, ma una cosa interessante è che non so se tutti sanno che l'articolo 9 della nostra Costituzione è stato modificato nel 22 e leggendo le righe sotto vediamo che appunto di nuovo c'è che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. E poi l'ultima frase: la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Prima volta che la parola animali compare nella Costituzione, anche se secondo alcuni è un passo avanti senz'altro, perché stiamo parlando dell'articolo 9, siamo nei primi 12, quindi siamo negli articoli dei principi fondamentali, quindi questo è importante. Qualcuno fa notare però che ci sono due elementi. Primo, cosa vuol dire tutela degli animali? È un po' generico, ma al di là di quello il fatto che vedete il soggetto della frase, cioè questa tutela viene fatta dalla legge dello Stato, quindi bisogna vedere poi che tipo di leggi vengono fatte, come vengono e se vengono osservate. Quindi è certamente un riconoscimento costituzionale, però ha un rango un pochino più limitato, diciamo, no? E a questo punto io ho fatto una panoramica un po' così dei nostri rapporti in questa nostra società odierna, ma siccome l'attualità ci porta, mi sembrava giusto fare anche un riferimento a delle situazioni drammatiche che viviamo, cioè non viviamo noi direttamente, ma che sentiamo tutti i giorni. Allora, ecco, uomini e animali nei teatri di guerra. Dunque, uomini e animali nei teatri di guerra è qualcosa di antichissimo. Abbiamo studiato battaglie, abbiamo studiato guerre, ma mai abbiamo pensato, ma abbiamo visto qualche cavallo, sì, però poi più di tanto. In realtà, fin dall'antichità, faccio solo due esempi. Allora, eserciti antichi come quello romano, che addestravano cari molossi, per esempio, no? Quindi cari abbastanza robusti, come guardiani degli accampamenti, più che come cani d'attacco. Poi sciame di api che venivano lanciate, io ho letto di api, può darsi anche di altri insetti, lanciate contro l'esercito avversario, come delle armi batteriologiche ante litteram, diciamo. E l'altro esempio è il cavallo. Ecco, sul cavallo bisognerebbe fare, secondo me, proprio un incontro a parte. Il cavallo, dall'antichità ad oggi, ha dato tantissimo a noi esseri umani, ma gli dovremmo essere non grati, di più. Allora, intanto pensiamo al cavallo proprio nella cavalleria, quindi la cavalleria antica, la cavalleria medievale, la cavalleria nelle varie epoche, e poi vediamo che nel Novecento ha dato un grande contributo nei due conflitti mondiali, ma poi la cavalleria va a, come dire, va un po' declinando. Oggi si parla solo di droni, si parla più di cavalleria. E quindi i cavalli come gruppo, pensiamo nell'arte, alla battaglia di Anghiari di Leonardo, pensiamo anche ai bozzetti che lui faceva, no? Anatomici per lo studio degli animali, tutte le statue equestri che ci sono in Italia che riguardano il cavallo, e la diade proprio, cavallo cavaliere, che è una diade nella quale, per esempio, da un lato vediamo, no, il cavallo rampante col cavaliere nella pittura, che quindi il cavallo ha quella bellezza e quella forza che esalta anche l'importanza del suo cavaliere. Poi ci può venire in mente Bucefalo di Alessandro Magno. Però abbiamo anche degli altri rapporti, no? Che sembrano molto più miseri, molto più modesti. Pensiamo a Don Chisciotte col suo Ronzinante. Quello non è un cavallo di cui farsi belli, però è un rapporto anche quello, no? Quindi, dicevo, i cavalli sono stati importantissimi. Nel Novecento hanno partecipato sia alla prima che alla seconda guerra mondiale. Nella seconda guerra mondiale, quando i tedeschi hanno fatto ho dato un colpetto qui, è lei. Hanno fatto molto, perché? Perché quando i tedeschi avanzavano, no, in Russia, naturalmente con i terreni impervi che conosciamo, fangosi, nevosi, eccetera, a volte i mezzi meccanici si impantanavano. I cavalli, anche se con grande fatica, andavano avanti. Nella prima guerra mondiale ci sono delle belle pagine di Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale, in cui lui prima descrive, sono pagine anche molto toccanti, l'agonia degli animali che... Io poi a questo punto, chi mi conosce sa che mi si rompe un po' la voce. Animali che, come anche i soldati, non è che morissero alla prima, a volte non erano. Quindi bisognava finirli, ma prima di andare a finire queste bestie bisognava poter uscire allo scoperto e non era mica possibile farlo subito. Allora lui fa dire a un suo personaggio, diciamo, queste parole, dice: vorrei sapere che colpa hanno loro. Quindi noi abbiamo fatto nella guerra qualcosa di tremendo, che è coinvolgere anche gli animali
nella nostra guerra. Ebbene, noi quello che sappiamo forse meno, poi voi in base alle vostre conoscenze verificherete, io ho verificato che non è molto noto l'argomento che nella prima guerra mondiale noi pensiamo ai muli, agli equini che si inerpicavano, no, sui sentieri anche nevosi, abbiamo anche delle immagini di repertorio, a volte anche filmate, i quali trascinavano queste somme tremende, pezzi d'artiglieria eccetera. Abbiamo un po' quell'immagine lì. C'erano anche molti piccioni viaggiatori, ma un animale che ha dato un enorme contributo è il cane, perché il cane, come vedete, ora qui vediamo una scena dell'addestramento, no? Naturalmente determinate razze venivano privilegiate, un po' in tutti gli eserciti, non solo nell'esercito italiano. Cani cacciatopi, ecco, quel cagnolino che vedete in basso a destra è autore di tutto questo macello. Poi abbiamo il cane guida. Cane sanitario, importante perché il cane sanitario cosa faceva? Era in grado e addestrato di andare dove c'era un cumulo di cadaveri, a individuare chi non era morto ma solo svenuto o fermo lì, che poteva sembrare morto, lui lo individuava, se era possibile portava via l'elmetto o un oggetto della persona, tornava dal personale sanitario e segnalava che c'era questa presenza, il personale sanitario appena possibile usciva allo scoperto e andava a recuperarlo. Cane da trasporto a volte c'erano dei cani che portavano delle somme che potevano essere più pesanti di quelle che portava un mulo, dipende naturalmente dal cane, dalla razza. Ecco, cane soldato, ora qui è noi vediamo la trincea, non sappiamo esattamente quale azione impegni l'animale. Certo è che il cane due cose bisogna dire: a volte veniva utilizzato come strumento per sminare il terreno, quindi capite che erano cani kamikaze, no? Inconsapevoli del resto. Ma anche il fatto che il cane poco è stato utilizzato come cane d'attacco, diversamente dagli usi che vi ho fatto vedere prima. Perché? Perché per utilizzarlo come cane d'attacco bisognava usare sistemi violenti e bisognava farlo con la divisa del nemico, in modo che lui, di fronte alla divisa del nemico, potesse sapere come istintivamente reagiva in un certo modo. E poi questo è stato abbandonato. Mentre la maggior parte di quello che vi ho fatto vedere prima erano tipi di addestramento con metodi invece premiali, no? Quindi con metodi che non facessero male all'animale. Tra l'altro fu proprio un capitano italiano, capitano Ciotola, che voglio dire è un nome che fa anche ridere, sì, che aveva messo a punto molte tecniche molto importanti, venne anche poi conosciuto presso altri eserciti, ma poi vabbè, come siamo noi italiani, a un certo punto la cosa finì lì, ma viene ricordato come un uomo di valore in queste tecniche di cani da traino, come vedete. E qui arriviamo alle guerre odierne. Qui abbiamo persone che dall'Ucraina scappano e, come vedete, portano con loro gli animali domestici. Naturalmente non tutti l'hanno potuto fare, certi animali sono stati purtroppo abbandonati, molti animali sono morti poi, perché poi se vengono abbandonati sono condannati al randagismo o poi alla morte, e chi ha potuto se li ha portati. Sapete che le persone, vedevamo questi flussi, no, di ucraini che venivano nell'Unione Europea, passavano il confine e quindi venivano accolti non solo da chi aiutava le persone, ma anche da associazioni animaliste che sono fonti di tante informazioni per noi, visto che a noi non ne parlano mai nei telegiornali. E queste associazioni animaliste accoglievano animali naturalmente per aiutarli, rifocillarli proprio fisicamente, e poi hanno aiutato anche molto allo smaltimento e alla semplificazione di pratiche burocratiche che servivano perché questi animali che entravano nell'Unione Europea avrebbero avuto necessità di pratiche molto più lunghe e molto più complesse, invece loro hanno cercato di aiutare anche semplificando queste pratiche. Non ho messo foto per quanto riguarda l'altra guerra, quella di Gaza, sempre da fonti di associazioni animaliste si viene a sapere che per esempio a Gaza molto utili sono stati e sono, non lo so ancora, gli asini, che se una famiglia possiede un asino per il traino, per il lavoro eccetera, è un valore non da poco. E per quanto riguarda l'esercito israeliano, che ovviamente addestra cani, e quindi quando noi sentiamo dire che gli israeliani poi vanno in questi tunnel, no? Per cercare i terroristi, lo sentiamo dire, sentiamo la notizia, in realtà i cani sono i primi che entrano, quindi
c'è proprio un appoggiarsi continuamente all'animale, ecco, diciamo così. Ora, detto questo, concludo praticamente dicendo che cosa? Dicendo che abbiamo visto quindi un po' una panoramica, io ho cercato di sintetizzarlo ovviamente il più possibile, ma oggi come oggi, allora questa domanda che abbiamo fatto prima, no? Che avevo proposto, diritti agli animali? Allora, in un mondo come questo, una persona potrebbe anche dire, ma ti pare che siano domande da fare, cioè con tutto quello che vediamo? Allora, il tema dei diritti agli animali però, che è dibattuto sempre, vedendo sia dei pro che dei contro. Allora, chi è contrario perché dice la parola diritto è una parola che lega insieme anche la parola dovere, e doveri noi agli animali non ne possiamo chiedere, quindi diritti e doveri possono essere solo riferiti al consorzio umano, non possiamo applicarla come categoria agli animali. E questa è un'obiezione, no? che fa chi non è favorevole, appunto. E poi viene anche detto, parlare di diritti agli animali è prematuro, perché non abbiamo ancora risolto il problema dei diritti agli esseri umani. E quindi come possiamo pensare di... no, è prematuro. Sull'altro fronte invece chi è favorevole a riconoscere, e qualcuno dice a riconoscere nel senso che è favorevole, ma qualcuno proprio che li pretenderebbe, no? A seconda delle sfumature poi delle posizioni, diritti agli animali, e dice no, non è prematuro, è già abbastanza tardi, avremmo dovuto farlo anche prima. Perché? Perché allargare la sfera morale in un cerchio più ampio, dove possono stare gli esseri umani e gli animali, non toglie nulla agli esseri umani. Non è che perché promuoviamo diritti agli animali li togliamo agli esseri umani, ma dobbiamo cercare di lottare un po' per tutti, perché altrimenti cosa succede? Che abbiamo l'idea antropocentrica che ci sia una specie di fila, no? I primi sono gli esseri umani e poi dietro ci sono quelli che hanno meno diritti, che sono gli animali. Ma allora questo ingenera un'altra discriminazione, no? È una discriminazione che poi è pericolosa perché si trasferisce anche nella comunità umana. E allora ci sono prima i maschi bianchi, poi ci sono quelli di colore, ci sono prima gli eterosessuali, ma poi gli omosessuali indietro, e tutta una serie di discriminazioni di questo tipo. E allora io concludo dicendo, comunque ognuno di noi la pensi, no? Quindi se più favorevole, se meno favorevole. Io ho semplificato, anche con dei distinguo logicamente, perché è chiaro che se parliamo di formiche o parliamo di un cane, ci viene il dubbio che la formica non abbia, no, quella senzienza o quella necessità di avere dei diritti, no? Potrebbe venirci questo dubbio, perché poi io ho parlato di animali in generale, soprattutto i domesticati, però logicamente questi dilemmi, poi questi dubbi se li sono posti, no? Gli studiosi. E allora dicevo, possiamo pensarla come vogliamo, ma penso che potremmo essere tutti d'accordo sul fatto che parlare degli animali non è un argomento minore. Parlare degli animali è parlare dell'essere umano, e quindi l'intreccio l'abbiamo trovato. Grazie per l'attenzione. Grazie a Patrizia Ginesi, che non ho detto prima, ma ve ne siete resi conto che è una letterata filosofa, e quindi questo è emerso. Avevamo detto fin dall'inizio, abbiamo parlato di questo intreccio, che è stata docente nelle scuole superiori e si occupa di queste tematiche animaliste. Indubbiamente hai trattato tantissimi, noi qui con le nostre conferenze cerchiamo di dare degli spunti di riflessione, poi chi vuole si va a approfondire, perché indubbiamente le tematiche trattate sono tantissime, no? Dall'origine abbiamo iniziato anche oggi come l'altra volta, insomma, dall'uomo preistorico, l'uomo paleolitico, l'uomo del neolitico, e fino a tutte le tematiche attuali, le guerre, e direi in ambito scientifico, insomma, il problema un po'
dell'uso degli animali di laboratorio, insomma è un tema a mio avviso da affrontare, diciamo, con molto equilibrio, ecco, perché non ci si può porre né a un estremo né all'altro, ecco, perché è un qualcosa che credo che per la scienza, per l'umanità sia importante, anche perché poi si arriva, tenendo conto alle leggi che noi abbiamo, che ci sono in Europa, che in certi paesi si possono fare delle cose per cui poi sono costretti i ricercatori a non farli in un certo stato e dover poi andare in un... Insomma, si creano anche delle cose che veramente sono un po' assurde, ecco, in base alle diverse legislazioni che si vengono a creare. E quindi direi, se qualcuno poi vuol fare qualche intervento, vuol chiedere qualcosa. Sì, Mario? Sì? Volevo precisare solo una cosa. Allora, io sono un biologo, ho lavorato tutta la vita con gli animali. Non ho mai fatto crudeltà sugli animali. Esistono in tutte le università e in tutti i laboratori di ricerca i cosiddetti organismi per il benessere animale. Se io faccio un progetto di ricerca in cui prevedo l'uso di animali, devo dettagliare, dire quanti animali faccio, cosa li faccio, come li tratto, quali anestetici uso, eccetera. Il comitato l'esamina, può accettarlo, può bocciarlo. C'è un veterinario di Ateneo, il quale è a sua volta seguito dal veterinario dell'ASL, e quindi molte volte i progetti vengono bocciati, perché c'è un effettivo. Ora, ci sono dei limiti ovviamente. Io ho sempre lavorato su pesci, però io devo dire quanti pesci prendo, quanti ne uso, quando ho finito dove le metto le carcasse, cioè devo spendere non so quanti euro per far bruciare le carcasse di pesciolini lunghi così, e noi andiamo a mangiare sardine, acciughe e poi le buttiamo cosa. Quindi ci sono degli eccessi e non siamo ancora al punto corretto, perché sicuramente ci sono dei comportamenti e delle eccezioni anche nell'ambito della ricerca che purtroppo vanno fuori di questi, diciamo, dei limiti etici e del rispetto degli animali. Un breve riferimento. Le formiche hanno un comportamento sociale e sanno e capiscono benissimo tutto. Le assicuro che capiscono tutto. Grazie. Grazie Mario. C'era un signore. Fatta salva l'attività di ricerca, tra l'altro con i tuoi avuti carichi etici che mi fa piacere. No, ma c'è la boccione. Buonasera, sì. Dunque, fatta salva la ricerca così scientifica, tanto per dare un nome generale, ma non si potrebbe provare a fare delle pressioni, direi proprio pubbliche, anche collettive, attraverso qualche politico che sia un po' più umano degli altri, diciamo un po' meno rozzo, per almeno partire con il vietare assolutamente l'attività venatoria, la quale lo sappiamo tutti chi c'è dietro, quanti ci vivono, quanti ci speculano, eccetera, eccetera, eccetera. Però io tra l'altro non saluto più gli amici che vanno a caccia, li ho proprio banditi da anni, perché li reputo dei frustrati. E qui Freud, Jung e quella gente lì avrebbero da lavorarci, perché uno che va a sparare a un animale così per il gusto come se fosse un tirasegno va bandito dalla società civile. Però non vedo una forza così collettiva che parli di queste cose, cioè cambiano discorso. Dunque io proporrei che la Brambilla fosse eletta Presidente della Repubblica. Grazie. Bene, grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Qualcun altro che vuole intervenire? Vabbè, noi rispettiamo le idee di tutti, ecco. Professoressa, lei non ha fatto cenno nel suo excursus all'importanza che ha avuto Darwin e anche... Volutamente. Ecco, volutamente. Posso chiedere perché? Sì,
ha fatto bene a dirlo perché in premessa mi ero dimenticata di dire questo fatto, lo dico il microfono. Lo dico adesso. Eccomi qua. Sì, perché siccome l'argomento era vastissimo, io ho fatto, lo so, lei lo può ritenere importante, ma io ho fatto delle scelte che in quel caso lì hanno messo da parte il caso di Darwin, che penso che poi Darwin, insomma, lo conosciate un po', insomma, è di larga, almeno a un certo livello di larga conoscenza, penso, ma l'ho proprio volutamente escluso, sì, non ci stavo nei tempi e ho preferito dare spazio a delle cose che riguardano la nostra vita quotidiana, come il discorso oggi della guerra, perché mi sembrava che avesse un'urgenza maggiore. È stata una scelta personale, come dicono, perché non ce l'abbiamo in casa, però tutti i giorni ci sentiamo dire quanti morti ci sono, giustamente, sono nostri conspecifici, quindi non possiamo non averne dolore, ma mai nessuno ci dice che esistano degli animali o che fine facciano in questi scenari, mai. E allora mi faceva piacere, diciamo, introdurre più questo argomento e magari mettere da parte un argomento che presumo sia abbastanza, almeno a certi livelli, abbastanza noto. Sì, grazie per avermelo chiesto. Per noi è più diciamo inusuale l'argomento che abbiamo trattato oggi rispetto a darvi una tematiche più propriamente scientifiche e evolutive. Se non ci sono altri che vogliono intervenire, io ringrazierei ancora Patrizia Ginesi e possiamo rivedere queste conferenze sul sito dell'Accademia, sul sito nostro degli Amici del Museo, sul canale YouTube nostro sempre degli Amici del Museo, e poi la nostra prossima iniziativa è sabato 15 novembre con la visita alla centrale elettrica Taccagni di Trezzo d'Adda al villaggio operaio Crespi, e se qualcuno, abbiamo ancora dei posti, quindi se qualcuno è interessato può dirlo anche stasera, può scrivere, scusate, mail, avete tutti preso il nostro volantino, quindi chi è interessato può ancora diciamo chiedere di partecipare, e se no la nostra conferenza, perché partecipando al Festival della Scienza in pratica la conferenza di novembre noi la anticipiamo a fine ottobre, perché il festival finisce il 2 e 3, che sono giorni un po' improponibili, no? L'1 e il 2 per fare almeno conferenze per i nostri soci, e poi quindi la nostra conferenza che noi siamo soliti però a dicembre fare qualcosa di un pochino più leggero, sarà un momento musicale, sarà martedì 9 dicembre, concerto di chitarra del maestro Michele Trenti, cui seguirà brindisi natalizio, vi diremo poi dove lo realizziamo. E poi da gennaio riprenderemo le conferenze al giovedì, come da anni siamo soliti fare. Quindi grazie ancora a chi ci ospita, Presidente Professor Pestarino, all'Accademia, e grazie a tutti voi che avete partecipato. Grazie. Ti è piaciuto? Sono tematiche molto importanti. Dica professore, mi dia voce.